La mia azienda agricola è nata nel 2016 su una base comunque di un'azienda familiare già presente da molti anni, in conversione perché abbiamo preso degli ulteriori terreni in affitto ed è stata messa in conversione appunto al metodo di produzione biologico. Le aree rurali credo siano un tesoro da mantenere perché sono rimasti un po' i nostri polmoni verdi. Credo sia molto importante investire nell'impatto ambientale perché negli anni dove la chimica ha avuto il sopravvento credo che stiamo pagando le conseguenze in un'ottica di coltivare con un metodo rispettoso dell'ambiente non solo per noi ma anche per le generazioni che verranno successivamente.